Oggi andiamo al lago del Corlo, dove si può noleggiare delle... Sono tutti quad. Ciao mucchina, ciao! Ara quante pecore! Stai in parte, ah che bello! Ara che roba! Amici, eccoci qua giunti al lago di Corlo. Voglio solo mostrare una piccola chicca. Quindi il ponte si reggeva da solo. Tre, due, uno, via! Se no dovremmo pagare il supplimento. Abbiamo concluso il giro. E aggiungo ahimè. Amici follower, Ma soprattutto amici, buongiorno a tutti. buongiorno a tutti. Oggi andiamo su un posto meraviglioso, lago del Corlo. Andiamo a fare un bagnetto, andiamo al fresco, dove si può noleggiare delle pedalò. Quindi andremo Andiamo a scoprire questo nuovo Esatto. mondo. Abbiamo sempre Jacopo e Eleonora. Partiamo, andiamo a fare la nostra colazione e ci vediamo dopo. Ciao! Ci siamo? Andiamo! Oh, socio, cosa facciamo vedere ai nostri follow? La laguna veneta. Bellissima, guardate che tempo oggi, sole, freschetto, non tanto caldo. Non salutano neanche. E voilà! Siamo arrivati al Maori Caffè. Mauri caffè, colazione, Poi si parte di nuovo. poi si parte per il viaggio. Io adesso ho la pancia piena, tu? Anch'io. Abbiamo fatto colazione. Andiamo indicazioni verso il Monte Grappa. Dal Monte Grappa per Feltre. E da Feltre al lago Corlo. Bello, mi piace, mi piace. Sta arrivando. Siamo arrivati a Cassola, è la terra dell'asparago. Occhio che è rosso. È rosso, c'è anche il T-Rex. Ecco, avevi una bestia. Cazzo mi guardi tu, girati! Che se impegni un'altra volta te ne danno tante a do finché davvero dispari. Se sentite la puzza è perché siamo ai piedi della montagna. Oh, stradina piccolina. Bella bella questa, signora, buongiorno. C'è un ritrovo. Bello, un ritrovo, sono tutti quad. Bravo, azzi, bravo, azzi. Guarda socio, guarda che stradine, in biciclette. Guarda. Guarda le olivi delle olive. Abbiamo un po' di tornantini? Sì, adesso abbiamo questo qui. È uno solo, no, ne abbiamo un po'. Sì, ne abbiamo qua, ne abbiamo una motta adesso qua. Sì. Vai. Bici, questi hanno tutta la penitenza. La penitenza del sabato questi fanno in bicicletta. Andiamo a espiare le nostre colpe di tutta la settimana. Guarda che panorama. Ma meraviglioso, che spettacolo. Che bel panorama. Guarda. Guarda che roba, guarda che scorcio, guarda che spettacolo. Oh, mamma mia. E mi pare essere Sinna di sembra. Guarda che roba. Mamma, come sa che si piega questa curva, bella sta curvetta. Ma io la faccio come la farebbe la Greta. La Greta senz'altro sarà fiera di me perché questa tornante l'ho fatto meravigliosamente. Cazzo fa. Tunnel. Un buso. Si fa mica sorpassare. Sto Belgio. Va la GS, ma passa in fianco, non si è accorto. Vedremo. Abbiamo mai fatta questa qua, molto bella, molto lineare, hanno asfaltato anche dei pezzi, le temperature si sono un po' abbassate. Vedi quando c'erano le cannoniere? Eh sì, ma troppo bello, no? Vediamo le mucche. Mucca, guarda mucca, ciao mucchina, ciao! Fa un po' freddino. Mamma mia, sto riprendendo tutto il panorama. Hai freddo Ele? Dice che non ha freddo, troppo bello, troppo bella sta strada per non riprenderla. Un po' di nuvoloso, speriamo che tenga su. Il Grappa abbiamo sempre detto che è imprevedibile, no? Sempre prevedibile. Adesso siamo sul lato freddo della montagna. È anche troppo freddo. Un giubbettino. Sì, freddino, mi metto l'altro giubbino. Ah, le pecore! Ara quante pecore! Guarda, guarda il cane. Guarda quante! Guarda che bravo. Stambecco. Ciao pecorine! Una meraviglia assoluta. Ha detto la macchina che arriva, così come mi fa un frontale. Sta in parte invece.
Bella sta strada. Mamma mia. Prenderemo un caffettino. Un panorama mozzafiato e una strada mai fatta. La cataloghiamo su una delle strade più belle. Eccoci arrivati. Arrivati. Però hai ragione. Piccola pausa, sostina, un caffettino. Guardate che panorama. Guardate dietro di noi, cioè ragazzi, Un po' freddino. siamo congelati. Guarda dove mi porti. Guarda dove mi porti. Vedo dove ti porto. Sono il Bellissimo, navigatore. bellissimo, bellissimo. È un E posto sto a meraviglioso. bere il nostro caffettino. Andiamo a Perché caffettare. si congela, diventa un Esatto. cubetto. E poi riprendiamo, andiamo a bere il caffettino e dopo riprendiamo la nostra strada. Abbiamo Una strada meravigliosa con malghe dappertutto. casetta abbandonata in montagna con ristorantino annesso. Che spettacolo, guarda che roba! Guarda dove che te mi porti, sozio, con tutta la moto, guarda che roba. L'alfabeto. Se arrivo alla seta dopo devo finire le lettere. Ah, che bello! Guarda che roba! Mamma mia! Che divertimento! La curva adesso, secca. Macchine? No, nessuno. Ti questo che venga sti posti qua. Te pare che la corriera delle scolaresche? Che spettacolo di strada, zio il lupo! Come vuole. Ti serve la ricevuta? Prenotala ora. Selezionare l'erogatore sullo schermo. Rifornirsi all'erogatore. Sto facendo benzina. Fai benzina che tu? Ti metti qua vicino, ti passa. Siamo pronti? Mi stai dietro? È bella la stradina, eh? Dai, tra poco siamo arrivati. Vedi, ristorante e bar aperto. Andiamo qua. Guarda, ah, che bello. Oppure anche là, guarda, c'è un posto, guarda, là. Eccoci qua. A posto. Amici, follower, ma soprattutto Amici. fai l'inquadramento pure, socio, del campanile qua, bellissimo, e del lago. Guardate là. Amici, eccoci qua giunti al lago di Curlu. Voglio solo mostrare una piccola chicca. Questo era un antico castello lilipuziano e lillopuziarino. So tutto. Allora, siamo di nuovo qua con voi perché vogliamo illustrarvi il luogo dove abbiamo Mangiato. Esatto. Allora, siamo andati all'Hotel Parigi, che è proprio in riva al lago, qui il lago di Curlu, e abbiamo mangiato. Cosa abbiamo mangiato? Cosa abbiamo ci mangiato? chiedete? Sì. Senti, cosa ci chiedete? Ah, cosa abbiamo mangiato? Certo. Allora, io mi sono preso trota di lago con le patate al forno e una bieta sopra. Il mio socio invece ha preso tagliatelle all'aglio con gamberi, Fine con la buccia. Il mio bimbo invece si è preso pasta asciutta sugo di anatra. e invece la mia gnoretta ha preso i canederli, che erano buoni, vero? Dice di sì con la testa, quindi erano buoni. Caffettino, acqua, abbiamo preso la Coca-Cola, insomma tutto per una modica cifra di 20,50 € a cranio. Adesso stiamo facendo una camminata e andiamo a vedere nell'entroterra del lago misterioso, vedremo cosa c'è. Allora, questo è il ponte tibetano. Qua i tibetani, prende il nome di tibetano, venivano e dovevano oltrepassare questo ponte. Se noi adesso ci accingiamo ad arrivare a questo ponte, si muove. Voi direte perché? Perché è un ponte tibetano, era sospeso da questi tralicci, e quindi il ponte si reggeva da solo con queste due grandi arcate. Potete vedere anche, forse riuscite ad sentire come quei due ragazzi lì rischiano la vita, perché il ponte tibetano non è sicuro. Va su e giù, va. Ti dico che va su e giù. Sta andando un po' su e giù. Che sei massa sente? Hai scritto massimo 10 persone. Sta tibetano. Oh, Hai paura, eh? se ti caschi qua ti attira tutto. Ti stai forse caccando addosso. No, scherzi. Come smontare su? Pian, ti corri, Nick. Hai paura? Ti corri, perso ti fa.
Bellissimo il ponte tibetano. Bellissimo, ma bellissimo è un po' restrittivo secondo me. È bella anche la strada per arrivare fino a qua. Se dovete venire qua, venite al lago di Kurlo. Kurlo, perché è un bellissimo panorama, un bellissimo scorso. E adesso andiamo in spiaggetta. Siamo in pedalò nel lago. Io sto pedalando, come potete vedere, sono tutto fradicio. Avanti schiavi, più veloci. Allora, cari amici, cari amiche, cari tutti, Vedo che sta piccando un casino. è da morire, guarda, da morire perché vi sto tenendo aggiornati sulla temperatura del lago. La temperatura del lago sarà di 16-18 gradi centigradi. Pensate che viene utilizzato come bacino di riserva d'acqua. E al centro del lago pesca, pensate un po', 76 metri. Adesso ci stiamo recando sotto il ponte di Vittorio, vero socio? E le cascate purtroppo non ci si può andare perché c'è il divieto. È una fatica immensa pedalare. Vero ragazzi? Sì. Vero che è una fatica immensa pedalare? Le mie mutande? Sì. Perché sono nudo. Guarda qua i porchi. Che fatica, signori. Ha appena detto. Preda l'acqua. Un po', Vai, sì, uomo! Vai! Vai, spacca tutto! 3, 2, 1, via! Vai, grande! Capitano! Alla via così! Andiamo! Lì vedo le Americhe, lì vedo le Indie, lì vedo un cazzo, c'è il sole, porca miseria. Andiamo! La nostra destinazione è lì in fondo, dove dovremmo arrivare fra circa 15 minuti, se no dovremmo pagare il supplemento. Avanti miei schiavi, remate, vogate! Oh, 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 oh. Siamo rientrati nel porto, sani e salvi. Bellissima, lago bellissimo, siamo divertiti, una fatica. Dirigere le operazioni non è stato facile, devo dire la verità. Troviamo un posto dove accamparci. All'ombra. Siamo in galleria, tanto smog, sono offline con navigatore e ho il piccolo tutor davanti alla strada. Vai, vai. Bellissimo però, bellissima strada, bellissima giornata. Oela! Mi sono sbagliato strada! È un pezzo che non lo diciamo, ci manca perché i nostri sostenitori del canale sono numerosi, quindi li salutiamo sempre. Stiamo facendo il viaggio di ritorno. Io pedalavo su pedalò e tu invece eri là, bello beato, pamparanzato. Come ti ho accennato prima, la responsabilità del comandante è altissima. Io in quel caso là mi sono preso tutte le responsabilità e ho fatto pedalare te e Jacopo e io dirigevo. Alla fine, se il pedalò affondava, chi restava a bordo? Io. Abbandonavate la nave e io restavo a bordo, morivo come quel famoso comandante, come si chiama? Schettino, che lui praticamente è morto sullo scoglio. Amici, appartamento su 2 piani senza ascensore. È la nostra villa, vedi? Questa? No, siamo giusti, sai. No, non ci siamo persi. Tu sei la mia vita, altro socio io non ho. Tu sei la mia strada, il mio Tom Tom. Tu navighi verso la meta, non si sa. Vedi gli autovelox anche quando non ci sta. Tu sei la mia strada, tu sei il mio Tom Tom. Mi porterai a casa senza pietà. Pazzoide mio figlio. Non so la marca della moto, però è una bella moto, No, un'Aquila strana, sezionata come. Ah, la MMV, bella marca. Sì, infatti, perché ho la freccia, ti mi sorpassi.
follower, ma soprattutto amici. amici e follower. Anche oggi, Abbiamo concluso il giro. e aggiungo ahimè, Ahimè. perché un bel giro oggi, ci siamo divertiti, Un bel giro sul pedalò. abbiamo fatto il bagno. Tu hai comandato la nave. Cosa possiamo dirvi? Grazie. Di seguirci, Anzi, iscrivetevi al canale, esatto, mettete bravo. mi piace e lasciate pure anche dei commenti. Vi ringraziamo, vi diamo una buona serata. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.